Grande folla ha dato ieri l'ultimo saluto a Pierluca Donin, artisti, gente comune, politici e rappresentanti di varie istituzioni. Un grande abbraccio che ha avvolto Pierluca e la sua famiglia in questo momento così duro da affrontare. Il vescovo Monsignor Giampaolo Dianin ha presieduto la commossa funzione religiosa a cui si è unita la città nel lutto cittadino, proclamato dal sindaco che ha ribadito il profondo cordoglio per la perdita prematura di una persona così importante nel panorama dello spettacolo non solo di Chioggia, ma di tutto il Veneto. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.